Zaia ordina lo smantellamento delle auto blu in dotazione della Regione e delle società legate all'ente e gara con Grillo per eliminare i benefit. Da oggi vietati gli sconti in vista delle svendite di gennaio, intanto il settore moda registra un calo delle vendite del 25% nel veneziano. Pendolari contro l'aumento del pedaggio autostradale sulla tratta Milano-Padova, raccolte 130 firme. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In apertura una notizia che riguarda il Vicentino, ma è comunque una notizia di rilevanza nazionale. Sevizia brutalmente stupra per ore la sua ex e si suicida. Un'altra tragedia passionale in cui questa volta almeno non è avvenuto l'ennesimo femminicidio. La giovane 27enne ferita a coltellate ora è ricoverata in ospedale in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. L'ex fidanzato trentenne, figlio di un militare americano che non aveva accettato di essere stato lasciato dopo aver percosso e ferito la donna, si è allontanato portando con sé un pezzo della corda usata per legarla e si è impiccato ad un albero lasciando un biglietto con cui si scusa dell'accaduto sia con la vittima che con la famiglia. La ragazza, che era stata legata maldestramente, è riuscita a liberarsi e a chiamare il nuovo compagno che ha mobilitato le forze dell'ordine. E intanto l'ennesimo suicidio di un imprenditore in difficoltà, un esercente trevigiano di 37 anni, suscita sconcerto in tutta la regione. Ricordiamo il numero verde 800 334 343, a cui risponde una rete di psicologi pronti a sostenere chi li chiama e ad offrire un cammino assistito. Fino ad oggi hanno già gestito 110 casi e dunque salvate 110 vite. E ora la Regione, mentre rischiano di saltare molte tredicesime a causa della pressione fiscale, Luca Zaia cerca di eliminare gli odiati benefit degli amministratori pubblici che stanno scatenando la rabbia tra i contribuenti e ha ordinato di vendere tutte le auto blu in possesso dell'ente regionale e delle società affiliate. Auto blu, Luca Zaia ha deciso di azzerarle. Meglio tardi che mai, e comunque il governatore del Veneto è il più virtuoso d'Italia, visto che nessuno ancora nelle altre regioni ha impartito l'ordine di vendere le auto blu. Sì, proprio così. Venderle. La notizia è di queste ore e riguarda non soltanto gli assessori regionali e i consiglieri, ma anche i rappresentanti e gli amministratori di aziende e società regionali. Luca Zaia ha scritto al segretario generale della programmazione, Tiziano Baggio, chiedendogli di impartire puntuali e urgenti direttive a tutti gli amministratori. In particolare, scrive Zaia, debbono evitare l'uso di vetture di rappresentanza con autista e anche i vertici aziendali devono condurre gli automezzi di servizio. Si tratta di capire se l'ordine avrà un seguito, perché di proclami di questo genere anche il governo Monti non ne ha mai lesinati. Eppure, da quando il ministro Brunetta ha avviato un censimento delle auto blu fino ad oggi, sono diminuite soltanto del 13%. Ora sono 64.500, in Francia sono 63.000 e in Inghilterra 56.000. L'Italia è sempre la più sprecona e spende ogni anno 4 miliardi e 400 milioni per le auto blu. Le immagini dell'ex ministro Brambilla che faceva shopping a Milano con la scorta quest'estate hanno indignato tutta Italia. Da quando si è insediato, Monti ha risparmiato soltanto 270.000 euro e in gennaio, anziché venderle, ne sono state acquistate altre 400. E in vista dell'arrivo delle svendite, il 5 gennaio, i negozi del settore moda affilano le armi per affrontare la crisi e annunciano prezzi studiati per fornire maggiore convenienza ai veneti in difficoltà. E da oggi, 5 dicembre, scatta il divieto per le vendite promozionali. Negozi ben assortiti e prezzi a prova di crisi, lo annuncia Giannino Gabriel, presidente provinciale del settore moda Confcommercio di Venezia. Le speranze dei commercianti sono riposte soprattutto sulle svendite che nel Veneto cominceranno dal 5 gennaio. Secondo le previsioni, infatti, lo shopping natalizio sarà più magro dello scorso anno. Il pagamento dell'IMU e la notizia dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22% dal prossimo luglio stanno demoralizzando i consumatori. Secondo le stime della Confcommercio, un italiano su 3 acquisterà scarpe e accessori moda, un italiano su 5 camicie, golf, maglioni e abbigliamento intimo e solo 1 su 6 ha dichiarato che acquisterà capispalla come cappotti e piumini. Nel veneziano il calo delle vendite è cominciato già da settembre. Nell'ultimo trimestre sono diminuite dal 15 al 25% rispetto allo stesso periodo del 2011. La flessione è stata più forte nelle periferie e nei piccoli centri, dove i negozi sono stati costretti a praticare sconti attraverso le vendite promozionali.
Ma anche quest'ultima risorsa da oggi, 5 dicembre, viene meno nel Veneto, perché nella nostra regione gli sconti sono vietati nei 30 giorni precedenti le svendite. Un divieto che non esiste in altre regioni limitrofe e che dunque penalizza ancora di più chi opera nei confini regionali veneti. E come se non bastassero le tasse, ora anche la RAI si accanisce sulle imprese chiedendo il canone speciale TV, quello dovuto per la ricezione delle trasmissioni televisive fuori dall'ambito domestico, sollevando la rivolta degli artigiani della Confartigianato del Veneto. La Confartigianato Veneta sul piede di guerra. Sta valutando di denunciare la RAI per stalking. Per la terza volta nel 2012, racconta Giuseppe Sbalchiero, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, sono arrivati a pioggia i solleciti agli associati per il pagamento del canone speciale, anche a quelli che hanno comunicato formalmente di non avere apparecchi televisivi o radiofonici nei locali dove svolgono l'attività. Il carosello delle pretese, continua Sbalchiero, è iniziato a febbraio, con il tentativo, sventato dall'associazione, di far pagare il canone speciale per il semplice possesso del computer, tablet o smartphone in ufficio, negozio o magazzino. Ed è proseguito a giugno con la richiesta di denaro mascherata da una sorta di sovrattassa per la trasmissione di eventi sportivi, quali gli europei di calcio e le Olimpiadi di Londra. Un messaggio che la CGA definisce ambiguo e che ha segnalato all'antitrust e al garante della privacy. In queste settimane la RAI ci ha riprovato lanciando una nuova rete e sperando, sono le parole dell'associazione di categoria, che qualcuno nel mare delle attività produttive vi rimanga impigliato. L'associazione consiglia di non sottostare alla richiesta, comunicando tramite raccomandata di non essere tenuti al pagamento. Nel frattempo, la Confartigianato Nazionale ha segnalato all'antitrust e al garante della privacy questo nuovo comportamento invasivo e aggressivo, perché vengono minacciati accertamenti tributari. E sentite ora questa vicenda di ordinaria mala burocrazia denunciata dal Movimento Consumatori e che riguarda la CTV. Cambia l'auto, la prende uguale, è una Renault Megane che nella nuova versione è più lunga di 6 cm. Galeotti questi 59 mm che lo costringono a pagare ben 38 euro in più per il ferry boat necessario per raggiungere l'isola di Pellestrina dove risiede. La denuncia è del signor Antonio Gavagnin che il 3 dicembre scorso ha scritto una lettera alla CTV chiedendo giustizia. A fare la differenza sono i sensori di parcheggio in retromarcia. Al momento dell'acquisto dell'auto Gavagnin non ci fa caso, ma poi, quando deve cambiare l'IMOB, con il libretto dell'auto alla mano, all'improvviso scopre che la sua auto era diventata un camion, perché la lunghezza rientra nella categoria D. 10 corse, 123 euro, anziché 85. La CTV, insomma, secondo il Movimento Consumatori, deve adeguare il suo regolamento ai nuovi modelli delle autovetture in commercio e riservare la categoria D a camion e pullman, che misurano ben più di una station wagon. Si tratta, ha commentato il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, di avere un po' di buonsenso e di cancellare l'ennesimo abuso di una burocrazia miope e poco aggiornata. E ora i colpi di scena sulla gestione dell'Arsenale. Felice Casson ha perso la battaglia in Senato in difesa dello storico complesso, la cui proprietà rischia di venire spezzettata tra vari enti. L'ultima speranza rimane su alcune promesse fatte dal ministro Passera. Arsenale, il PD assieme all'Italia dei Valori è rimasto da solo al Senato a sostenere la battaglia per restituire il monumento ai veneziani. Il sindaco Giorgio Orsoni si era dichiarato ottimista in un'intervista rilasciata al TG di Televenezia 2 giorni fa. Aveva preparato con Casson un emendamento alla legge di stabilità che restituiva l'Arsenale alla città. Invece continua a rimanere nella bozza il principio che la proprietà dell'antico cantiere navale sarà spezzettato tra gli enti, la Marina Militare, la società che si occuperà della manutenzione del Mose e il Comune di Venezia. Significa che Cafarsetti non potrà investire sul faraonico complesso e dunque non potrà pensare al restauro e al suo recupero per Venezia e i veneziani. Il ministro Corrado Passera aveva rassicurato il sindaco e questo era bastato per far vedere rosa ad Orsoni. Ora sembra che il ministro abbia dato qualche garanzia sull'inserimento della proposta di Casson nel maxi emendamento, sul quale poi il governo porrà la fiducia. Ciò non ha impedito che Felice Casson si infuriasse davanti ai senatori. Ha parlato di imbroglio e di rapinatori che vogliono mettere le mani sulla città. Ora si tratta di attendere ancora e c'è il rischio che si profilino altri colpi di scena.
E sempre a proposito delle scelte economiche del Comune di Venezia, in particolare oggi la D del Casinò Vittorio Ravà ha annunciato che non intende acquistare le quote SAVE della provincia di Venezia. Lo ha dichiarato oggi proprio Ravà, che in tema di partecipazioni ha ricordato ci restano quelle su Palazzo Grassi e quella sul Casinò di Malta, ma non è facile venderle tutte allo stesso modo e servirebbe per così rimpinguare le casse della Casinò, che in questo momento non sta andando affatto bene. E ora un'altra notizia che riguarda, è avvenuta ieri, un camion ha distrutto il capitello di Favaro risalente al XIX secolo e nelle immagini vedete la foto, l'incidente si è verificato poco prima delle 10. A demolire il corpo che sosteneva la Madonnina è stato un auto articolato con targa straniera che proveniva da via Altinia e stava svoltando in via Cassolaro. Il mezzo pesante ha centrato con la parte posteriore il capitello che era stato restaurato completamente qualche anno fa. Per il quartiere è un vero lutto perché dietro il tempietto c'è una forte tradizione. E ora lo sport veneziano che si è mobilitato per aiutare gli ex bambini soldato della Sierra Leone. Grazie all'impegno di diverse società riceveranno palloni, scarpe e magliette nuovi. Sport e solidarietà in aiuto degli ex bambini soldato della Sierra Leone. Un binomio perfetto, quello che a Murano ha unito calcio, podismo e beneficenza nell'iniziativa Esportiamo solidarietà e fair play. Negli impianti sportivi di Sacca San Mattia, un centinaio di ragazzini delle giovanili del Laguna Venezia 2011, 3 formazioni di calcio femminile, le selezioni vecchie ossa, gondolieri e avvocati, più gli atleti della corsa podistica Fidal Cross Murano hanno promosso la raccolta di materiale sportivo a favore degli ex bambini soldato della Sierra Leone. Spero che la raccolta sia andata bene, con un minimo sforzo speriamo di aver raggiunto un grandissimo risultato, perché si tratta di cose che per noi ormai non erano andate in disuso, quindi speriamo che siano di buon auspicio per queste persone che hanno tanta buona volontà e tanto bisogno. Beh, sicuramente è stata una festa, tutti siamo divertiti, tutti siamo impegnati. Lo spirito delle vecchie ossa è proprio questo, riunire persone non più giovanissime, ma con tanta voglia di giocare e di aiutare il prossimo. Per aiutare Maniverso, l'organizzazione umanitaria che segue il progetto, bastava portare scarpe da calcio, palloni e indumenti sportivi nuovi e usati. Saranno poi i volontari dell'associazione a portare tutto in Africa, dove ragazzini che oggi hanno tra i 15 e i 18 anni hanno preso parte come baby soldati alla guerra civile conclusa nel 2000. Oggi vivono riuniti in una casa famiglia gestita da Don Maurizio Boa, prete trevigiano di Badoere. Nonostante le gambe amputate, giocano a calcio sorretti dalle stampelle e sognano una vita diversa. Questa è una grande soddisfazione anche da parte di Maniverso, che proprio diamo una mano a questi ragazzi che purtroppo hanno avuto molte sfortune da mutilazioni di guerra, mutilazioni varie, e diciamo diamo una nuova possibilità a questi ragazzi di sfruttare la loro vitalità attraverso il gioco. Al termine della mattinata sportiva, festeggiamenti per tutti, cerimonia di consegna di un simbolico assegno e riconoscimenti ai partecipanti. È stato un evento che ha toccato il cuore e la sensibilità dei presenti. Anche chi non c'era può dare il proprio contributo attraverso il sito www.maniverso.org. E ora le notizie dall'area metropolitana. Cresce il fronte dei pendolari decisi a battersi contro l'aumento del pedaggio autostradale sulla tratta Milano-Padova. Una lettera con 130 firme è stata inviata alla società che gestisce il passante, la CAV, alla Regione Veneto e ai comuni dell'area interessata per chiedere che la tariffa chiesta fino ad oggi, ossia 70 centesimi, continui a rimanere in vigore per i pendolari che non potrebbero sostenere la spesa invece prevista di ben 3 euro a passaggio. E ora una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.
Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosatto 115, fronte Auchan. E ancora da Venezia, dove molti comuni stanno decidendo se mettere o no le luminarie. Anche gli alberi di Natale quest'anno sono a rischio. Natale senza albero nella nuova piazza Indipendenza di San Donà di Piave. Ha voluto così il sindaco Francesca Zaccariotto, perché un grande abete, ha detto, avrebbe oscurato tutto il resto. Tornano invece le bancarelle e il villaggio Natale, che sarà ancora più spettacolare, con molte installazioni e suggestivi igloo trasparenti. Animalisti in soccorso delle oche a Mirano, dove il Palio di Luneo è fissato per l'8 dicembre. La tradizionale corsa delle oche, recuperata in extremis dopo il cessato allarme aviaria, si preannuncia disturbata dalla protesta dei 100% animalisti, che contestano il palio quale divertimento idiota, senza alcun rispetto per i poveri pennuti, esseri viventi come noi. E ci spostiamo nella Marca Trevigiana, maglia nera nel Veneto per numero di incidenti stradali. Vediamo come si corre ai ripari. Meno aziende ma più grandi. Cambia così, secondo lo studio realizzato da Sergio Maset, la conformazione dei produttori agricoli trevigiani, che nell'ultimo decennio hanno visto chiudere 13.000 imprese, condannate le aziende più piccole inferiori ai 2 ettari. Bene invece quelle sopra i 10 ettari sono passate dal 5,2% all'8,3% e lavorano più della metà della superficie. Quasi 10.000 chilometri lungo la Pontebana, da Treviso a Conegliano. I controlli sono previsti da subito fino al 31 gennaio e sono frutto di un accordo fra i carabinieri e l'ANIA, che riunisce le società di assicurazioni. I dati parlano chiaro. Nel 2011 sulla Pontebana ci sono stati 5 morti e 315 feriti. E andiamo infine nel Padovano, dove in tempi di austerità si punta a valorizzare l'ingegno. Giovani creativi a raccolta a Selvazzano. A convocarli è il comune, che chiede loro idee accattivanti per un logo e uno slogan che rappresentino il servizio di Informa Giovani e animazione di strada. E il talento dei giovani può misurarsi anche con un'altra iniziativa, e cioè col concorso Realizziamo un tuo progetto, proposte innovative per migliorare la città. Padova si prepara a vivere un Natale all'insegna dell'austerità, con 12 milioni di euro in meno di tredicesime, il che si ripercuoterà sulla spesa per regali e viaggi, ovviamente in forte calo, circa 17 milioni di euro in meno rispetto al 2011, secondo una ricerca di Confesercenti Padova. Ma il 40% degli intervistati è ottimista, spera che da qui cominci la risalita. E continua l'ondata di gelo che dovrebbe portare fiocchi di neve anche a Venezia entro sabato mattina. Le previsioni meteo annunciano tempo instabile, freddo e ventoso fino al weekend, con la neve nella pianura veneta. E ora le previsioni nel dettaglio per i prossimi 4 giorni. Tempo tutto sommato stabile, con clima freddo e gelate notturne. Giovedì 6 dicembre, cielo sereno o poco nuvoloso, foschie notturne, minime in lieve salita, massime in discesa. Venerdì 7 dicembre, sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento, possibili precipitazioni in serata, minime in brusco calo fino a -3. Sabato 8 dicembre, nuvolosità innocua, minime in rialzo intorno a 0 gradi. Domenica 9 dicembre, bel tempo con cielo limpido e soleggiato, fa molto freddo, minime sotto 0. La marea di giovedì 6 dicembre è normale, la massima alle 3,50 70 cm, la minima alle 11,35 30 cm.
Siamo al termine, ma vi lasciamo con le immagini davvero emozionanti di uno spettacolo che unisce potenza fisica e grazia poetica. Non a caso si intitola Meraviglia. L'unica data veneta della tournée è quella di giovedì 6 dicembre a Jesolo. Eccovi un'anticipazione e con questo noi vi salutiamo. Grazie per averci seguiti, per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.